sono dei nodi. È la prima fase in realtà. Adesso bisogna togliere la corteccia. Quando c'è la linfa sotto, se riesci bene a togliere la corteccia, Qui non sempre si fanno. no, perché poi comincia all'inizio della primavera di solito, Oggi sarebbe il primo giorno d'estate. dalla fine di marzo, Siamo già. in avanti fino all'autunno, fino all'inizio dell'autunno. Bisogna stare attenti perché poi si può anche rompere. Speriamo che non si rompa. Da chi l'ha imparato? Eh? L'ha imparato da suo padre? Ah no, mio padre non faceva neanche, ho visto. No. Ho visto che lo facevano gli altri, ma ancora da piccolo. Adesso è un po' di tempo che non lo facevo più, sono 2 o 3 anni che ho ripreso, dove c'era mio figlio, lo voleva anche lui. No? Sì, ma adesso quasi più nessuno lo fa. Da fare la pera al coneccio. Adesso bisogna avvolgere la spirale. Adesso però
del demonio che sono tenuti. Deve essere obliquo. Devo anche affilato, ma provo a suonarlo. Così penseranno. Qui viene, che ti Bisognerebbe metterlo bagno Maria, bagnarlo in acqua. Cos'è il pane? Venivano suonati soprattutto la Per settimana cos'è? santa, La in settimana modo santa. particolare venerdì santo, quando le campane venivano legate, il battacchio, non suonavano il venerdì santo una volta le campane e suonavano questi strumenti. Ma in giro per il paese? Sì. A Vigolo? A Vigolo? Sì, a Vigolo, io parlo esclusivamente Vigolo. di Vigolo, poi non so se la tradizione era diffusa anche in altri paesi, Ma facevano adulti o ragazzi? ma di solito dei ragazzotti, ragazzotti, insomma, dai 12 ai 16, 17 anni, ecco, 18, ma raramente Ma solo il venerdì? no, Cioè, in modo particolare, no, perché poi venerdì santo la sera si faceva la processione in mezzo alla via principale del paese. E allora questi suonatori si appostavano in un punto un po' rialzato del paese e qui suonavano in modo che li sentissero bene. Dove c'è la pesa adesso, mi diceva, Ecco, sì, lì sopra, lì. mi diceva la moglie di tuo fratello. Sì. Sì, però saranno almeno 15 anni o che che non si fa più. se ne sente uno o due, c'era allora proprio il gruppo era consistente. Non lo so.